Gli empedoclini e comunque gli sportivi della provincia di Agrigento possono essere contenti perché si prospetta un nuovo campionato per la vostra squadra. Sì, abbiamo ufficializzato l'iscrizione della squadra al campionato di prima categoria. Vi ringrazio per questa intervista e ringrazio per darmi l'opportunità di ringraziare appunto il sindaco Carmina, l'assessore Urso e l'assessore Laporta che con una parte delle loro indennità hanno fatto sì che potevamo inviare la prima tranche per l'iscrizione alla Lega Sicula e per poi completare il resto di quello che è il compenso che dobbiamo effettuare grazie anche al contributo dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle. Adesso Porto Empedocle è ufficialmente la squadra iscritta, noi abbiamo messo in atto il progetto Marco Vive al ricordo del nostro caro amico Marco Ferrera che è venuto a mancare in situazioni purtroppo tragiche, quindi in questo senso noi vogliamo continuare il progetto sportivo empedoclino e lo vogliamo fare con prospettive molto prosperose per il futuro. Assessore, l'empedoclina si prepara ad un nuovo campionato anche perché comunque c'è stato un forte sforzo del comune di Porto Empedocle anche per ciò che è relativo al supporto dato da strutture che servono. Assolutamente sì, lo sport è qualcosa di fondamentale in quella che è una comunità sana e unita. L'Empedoclina è un simbolo storico della città di Porto Empedocle e come dire, abbiamo ritenuto veramente opportuno fare un gesto simile, sia come istituzioni ma anche a livello proprio personale, per come dire, aumentare quello che è uno straordinario indotto soprattutto nel nuovo progetto dell'Empedoclina Calcio. Tra l'altro gli investimenti dal punto di vista sportivo non terminano di certo qui con il nostro personale impegno perché è ormai alle battute finali, insomma, il bando per la realizzazione del campo sportivo col manto erboso e gli spogliatoi e che andrà ovviamente di pari passo all'ottimo progetto portato avanti. Per quello l'amministrazione e, ripeto, anche a livello personale abbiamo veramente ritenuto opportuno dare un investimento per far sì che si potesse portare avanti questo progetto che tra l'altro accoglie tantissimi bambini, tantissime scuole calcio e che veramente a livello anche provinciale porterà un indotto importantissimo nella città di Porto Empedocle. Sindaco, in un campo sul quale Agrigento piange perché comunque lo sport qui langue, Porto Empedocle porta un risultato eccellente. Parliamo dell'empedoclina, ma come avete fatto? Beh, come abbiamo fatto? Un principio di fondo della nostra amministrazione è quello che non è tanto importante la risorsa finanziaria, ma il cuore, l'impegno delle persone che ci metti davvero con intensità. E così di fronte alle difficoltà manifestate dall'Empedoclina, che è la prima squadra, ci siamo guardati in faccia con gli assessori, avendo messo da parte, come risaputo, il 30% delle nostre indennità, abbiamo deciso di devolvere una parte allo sport di Porto Empedocle, alla prima squadra di Porto Empedocle. Il nostro impegno nei confronti di tutti lo sport empedoclino è massimo e aspettiamo addirittura squadre agrigentine come Girgenti Giants nel palazzetto con il quale collaboriamo pienamente realizzando quella comunità di intenti per il bene comune che dovrebbe essere il principio fondamentale a cui devono ispirarsi tutti gli amministratori. E io dico che venire a Porto Empedocle porta fortuna perché poi alla fine ora realizzeremo anche il campo sportivo, a breve il bando, proprio dando uno slancio complessivo allo sport e devo dire che tutte le squadre che poi vengono a Porto Empedocle a fare gli allenamenti o a svolgere i loro campionati hanno ottimi risultati e quest'anno hanno avuto tutti proprio i massimi risultati delle loro rispettive categorie. Quindi noi non ci arrendiamo nonostante le difficoltà finanziarie, facciamo appello alle risorse di tutti gli uomini di buona volontà e anche degli imprenditori, perché per esempio adesso abbiamo delle difficoltà nel palazzetto e lo sport dove si svolgeranno diciamo, i campionati per quel che riguarda la pallacanestro e gli imprenditori si sono messi a disposizione per darci una mano perché vedono anche la disponibilità in primis degli amministratori, perché come diceva Paolo Coelho il mondo cambia con il tuo esempio, non con le tue parole.